Dottor Domenico Crissarà, segretario veneto della Federazione Italiana Medici Medicina Generale, quindi rappresentanza dei medici di famiglia. I medici di famiglia sono importantissimi nei servizi sociali e sanitari perché siete il front office con cui le persone normali hanno a che fare. Oggi l'ANAP del Veneto cerca di dare un servizio ai propri soci cercando di semplificare con una guida che verrà presentata in anteprima oggi come si accede a questi servizi. Qual è la vostra esperienza come interlocutori da una parte per le persone, per i clienti, chiamiamoli così, e dall'altra siete il front office invece di un servizio importantissimo che va dagli ospedali e poi a tutti i servizi sanitari? No, noi riteniamo questa iniziativa un'iniziativa molto importante perché i cittadini sono disorientati dai grandi cambiamenti che si stanno verificando in questi anni e soprattutto dalla diversa organizzazione che gli ospedali e i servizi territoriali prendono e di cui i cittadini molto spesso non sono informati. Questo può essere anche un passo in avanti per un uso appropriato delle risorse, cioè dare a ognuno quello che gli serve e uscire dalla logica del dare tutto a tutti, che non è più sostenibile e che rischia di far diminuire la possibilità dell'accesso sia ai servizi sociali che alle cure sanitarie, cosa che già si sta verificando. Voi siete anche coinvolti in una grande riforma che è quella del digitale, nel senso che sono sparite le ricette rosse, ormai anche le persone di una certa età si scaricano i risultati via internet. Come la leggete questa riforma rispetto anche alla popolazione che invecchia sempre di più e che magari ha un po' di difficoltà ad accedere a questi servizi? No, se la riforma va fino in fondo è un fatto sicuramente positivo, nel senso che si eliminano diversi passaggi burocratici. Tenga conto che un medico di famiglia nel momento in cui fa una prescrizione deve tenere conto di 703 variabili. Quindi il fatto di semplificare le procedure, facilitare l'accesso dei cittadini alle prescrizioni è una cosa importante, cioè, se un paziente, soprattutto un cittadino che ha una patologia cronica, che deve prendere regolarmente dei farmaci, è inutile sottoporlo alla gogna di dover andare e venire dallo studio del medico. Si possono ottenere contatti in termini informatici, per cui il cittadino avrà la sua dotazione di terapia parlandone via internet, telefono col medico e trovando direttamente i farmaci in farmacia, nella farmacia più vicina a dove è lui, in qualunque zona del Veneto. Quindi di fatto è un fatto positivo. Poi io ho grande speranza nell'adattabilità che vedo tutti i giorni anche dei cittadini anziani, che sono molto attenti a queste novità tecnologiche che possono facilitargli la vita. Quindi in realtà, se la riforma va avanti in termini seri e concreti, è un fatto molto positivo. Il fatto che per esempio qualunque medico possa accedere al fascicolo sanitario di un paziente, quindi avere davanti la sua situazione di salute, è un servizio veramente importante e che può dare ottimi risultati. Ci vuole un po' di adattamento come tutte le cose nuove, però non è vero che gli anziani sono statici, gli anziani sono molto flessibili e lo dimostra per esempio la riforma che l'INPS ha fatto sulla modalità di erogazione delle pensioni e di tutti gli altri documenti. Ormai INPS viaggia tutto informatizzato, quindi ritenere l'anziano, il pensionato, meno bravo del suo nipote di 20 anni non credo che sia giusto.